Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 6 maggio. Come al solito vediamo le prime pagine dei quotidiani, partendo dal Corriere della Sera. Sulla scuola, l'apertura, dialogo dopo la protesta, migliaia in piazza. Renzi dice entriamo nel merito ma non cedo sulla riforma. Aperture sul ruolo dei presidi, i sindacati dicono mai cortei così affollati. La ministra Giannini parla di sciopero politico e il Corriere racconta la vita da prof di Giovanna, 57 anni, con 300 compiti da correggere. Insegnare è un impegno a tempo pieno. Io a 57 anni sono molto stanca, dice la professoressa Giovanna Nosarti, pugliese, 32 anni di servizio nelle scuole medie e poi nelle superiori, tra ore di lezione quotidiane, correzione dei compiti a casa, 300 al mese, contatti con genitori e studenti, il tutto con una busta paga di circa 1.800 euro al mese, racconta Paolo Di Stefano in prima pagina sul Corriere. Perché non chiedete consiglio alle famiglie? Si domanda invece Andrea Ichino sulla questione della buona scuola che ha scontentato quasi tutti, è riuscito a riunire i sindacati, insegnanti e studenti in un fronte compatto di oppositori, il governo che non si vedeva da anni. Molti altri interventi per ridisegnare il sistema scolastico avrebbero ottenuto un risultato simile e il motivo è semplice: non esiste un modo di fare scuola che piaccia a tutti. Perché non chiedete consiglio alle famiglie? A centropagina invece l'indagine della Procura di Milano su 7 componenti del consiglio di amministrazione di EI Towers, la società delle antenne TV di Mediaset. L'indagine per ipotesi di aggiotaggio informativo, cioè manipolazione del mercato operata da chi diffonde notizie false per provocare l'alterazione dei titoli in borsa. Al centro c'è il comunicato con cui il 24 febbraio la società di Mediaset, nell'annunciare un'offerta di acquisto e scambio da 1 miliardo e 200 milioni su Rai Way, la controllata delle torri della Rai, tacque il testo che di fatto la rendeva impraticabile, cioè il decreto della Presidenza del Consiglio che, emanato il 2 settembre 2014 per quotare in borsa il 49%, esprimeva l'opportunità di mantenere pubblico almeno il 51% della società della Rai, delle torri Rai, la società appunto Rai Way che controlla le torri di trasmissione. Mentre Bruxelles prevede che siamo in una primavera di crescita economica, la Commissione europea rivede al rialzo le stime sulla crescita economica. L'economia sta vivendo la miglior primavera degli ultimi anni, ha detto il francese Pierre Moscovici, commissario per gli affari economici. La crescita nell'Eurozona è stimata all'1,5% del PIL quest'anno, 1,9% nel 2016. La ripresa italiana resta debole allo 0,6% quest'anno, invariata rispetto alle previsioni di febbraio, 1,4% nel 2016. Tutti contenti. Intanto i devastatori che ridono delle tute bianche sono oggetto del commento in prima pagina sul Corriere di Gian Giacomo Schiavi, un manifesto che giustifica quella che è stata chiamata la bella spallata distruttiva a Milano il 1 maggio. La verità è che hanno perso sul campo, scrive Schiavi. Se volete sapere chi sono i devastatori di Milano, in che brodo melmoso coltivano la loro violenza, cercate sulla rete il messaggio dei Black Bloc del 1 maggio. Proverete la stessa sensazione che suscitavano certi comunicati dei fantomatici gruppi rivoluzionari del passato che giustificavano le Molotov e le spranghe e ridevano della polizia e della gente per bene, scrive Schiavi. Disagio, fastidio, estraneità, come se quelle facce con la maschera nera e chi li fiancheggiava a Milano appartenessero a un altro mondo, facessero parte di un universo lontano anni luce dalla realtà che vivono, eccetera, eccetera. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere, sull'Expo, quello che non va fuori dai cancelli, lo racconta Beppe Severnini, chi ha deciso la viabilità intorno a Expo dovrebbe essere messo a vendere bibite. Arrivarci in auto è un'impresa, tra svincoli, sottopassi, segnali sballati, informazioni inesistenti. Sulla questione invece del rapporto tra Expo e multinazionali si sofferma Dario Di Vico. L'Expo è il luogo giusto per far scaturire sintesi interessanti tra questi due mondi, magari a partire dalla Carta di Milano. Un articolo di fondo invece del professore Ernesto Galli della Loggia è sui nuovi conservatori e la nostalgia di un'Italia diversa, poi ci soffermiamo.
La prima pagina della Stampa, sempre sulla scuola apre, il governo apre sui premi ai docenti, un comitato affiancherà i presidi nella valutazione degli insegnanti da promuovere, massiccia adesione allo sciopero, e poi è messa in prima pagina in taglio alto un'intervista di Amedeo La Mattina a Matteo Salvini, mai il partito unico con Forza Italia, al ballottaggio voglio arrivarci con un mio progetto politico, Renzi non ha la vittoria in tasca e se ne accorgerà già alle regionali. Il listone di centrodestra con Forza Italia, mai, dice Matteo Salvini alla Stampa. Non mi sciolgo in niente, non faccio il partito unico, non faccio gli errori che hanno fatto gli altri. Quanto alla nuova legge elettorale, l'Italicum fa schifo, dice Salvini, perché i cittadini contano ancor meno di prima, ma se le regole elettorali saranno queste, la Lega si attrezzerà. Non ci fanno paura, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e se Renzi è convinto di avere già la vittoria in tasca si sbaglia di grosso. Comincerà a rendersene conto un minuto dopo aver letto i risultati delle regionali. Il 1° giugno tutto sarà diverso e molte cose cambieranno, dice il segretario leghista alla Stampa di Torino. La Lega sta crescendo velocemente, l'anno scorso eravamo al 4%, oggi siamo stimati dai sondaggi al 14%, non ho fretta, privilegio la coerenza, certo sono in campagna elettorale e i toni sono da campagna elettorale, ma ovunque io vada trovo le piazze e le sale piene. In giro per l'Italia, al nord come al centro e al sud, sta crescendo l'opposizione a Renzi e al suo governo. Anche se si dovesse andare al voto nel 2016, come credo, noi siamo pronti. Alla fine la possibilità di andare al ballottaggio le farà gola e stringerà un accordo con Berlusconi? Chiede La Mattina. Certo che il ballottaggio mi fa gola, risponde Salvini, ma ci voglio arrivare col mio progetto politico e non con quello degli altri. Io mi pongo il problema di 10 milioni di elettori di centrodestra che non vanno a votare, non come fare le alleanze con Forza Italia. La Lega è la Lega, non mi interessa il vecchio PDL, non mi diluisco nei calderoni, non faccio progetti in base alla legge elettorale. Si ricorda quando tutti scrivevano che noi volevamo l'emendamento Salva Lega e io dicevo che non ci interessava perché la Lega non ha bisogno di essere salvata da nessuno? Noi i voti ce li conquistiamo uno per uno col lavoro politico. Aspetti il 1° giugno e vedrà. Quanto alla Liguria, sostenete Toti, siete nella stessa alleanza con Forza Italia e Alleanza Popolare di Alfano, lo fate per vincere. Intanto, risponde Salvini, si tratta di elezioni regionali. In Liguria poi non siamo alleati con Alfano, ma con una lista fatta di persone che sono state all'opposizione della giunta di sinistra. Noi siamo sempre alternativi alla sinistra ovunque, così come lo siamo a Renzi. È questa nostra opposizione che arriverà al ballottaggio. Dopo queste regionali, conclude Salvini, cambieranno gli equilibri politici, cambieranno anche i partiti di centrodestra, sia Forza Italia sia Fratelli d'Italia. Nulla sarà come prima e le nostre porte sono aperte agli altri, basta che siano coerenti con il nostro programma. Dalla Stampa andiamo al primo piano di Repubblica, passando brevissimamente per la cronaca milanese e lombarda. In tema di Expo, Alfano dice identificati 180 black bloc, il ministro a Milano ha ringraziato gli agenti di polizia. Su internet intanto la chiamata raccolta dell'area antagonista e le motivazioni del giudice sui 5 arrestati sono violenti e non credibili. Sulla scuola invece mai così in tanti anche a Milano, corteo da record, sfilano in 30.000 e infine slitta di un anno la bonifica della zona nord di Santa Giulia, il Tribunale amministrativo regionale con un'ordinanza ha richiesto nuove analisi sui terreni, nonostante esistano già da 5 anni le indagini validate dalla ARPA, cioè dall'Agenzia regionale per l'ambiente, che sono parte integrante del processo penale ancora in corso, l'infinita storia di Santa Giulia, mentre il giornale si occupa del quartiere che è andato a visitare l'arcivescovo di Milano Scola. Piazza Selinunte, il viaggio nella zona araba di San Siro, il quartiere meticcio tra ville e Chador. L'eleganza di 1000 veli colorati non cancella i pezzi di intonaco caduti dalle facciate delle case. Per le vie del quartiere meticcio, che è il vocabolo caro al cardinale Scola, di Piazzale Selinunte, si incrociano il bello e il brutto come in pochi altri posti di Milano, una zona di confine in cui le istituzioni intervengono poco e male. Il parroco del quartiere ammette che l'amministrazione non se ne cura e la situazione
È veramente difficile. Il cardinale Scola ha visitato la zona Morgantini-Selinunte, un mondo a sé, quasi ovunque stranieri e degrado, e di chi amministra non c'è traccia. Dalle case alle strade sembra che tutto cada a pezzi e regna la paura. Mentre si parla di mafia, alle porte di Milano a Bollate lo fa la Lega Nord, l'ex sindaco del PD parlò di mafia. È ora di fargli fare anche i nomi, dice la Lega, chiedendo aiuto alla procura su presunte infiltrazioni. A proposito di procura, Repubblica torna sull'inchiesta sulla Pedemontana. Nel mirino la commissione che tratta il maxi aumento deve concertare con l'impresa Strabag gli extra costi dell'appalto per la Pedemontana Lombarda. Il consulente della società è stato scelto senza gara, dice la Guardia di Finanza. Nel mirino della procura gli avvocati alfaniani, cioè di Alfano, nominati nella commissione che dovrà definire l'accordo bonario tra Pedemontana Lombarda SPA e il colosso austriaco Strabag. Un accordo su che cosa? Sugli extra costi, cioè sui costi in più per la realizzazione del secondo lotto del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese Valico del Gaggiolo. Appalto già finito sotto la lente di ingrandimento dell'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone e della magistratura. Cantone aveva già rilevato una lunga serie di anomalie nell'assegnazione all'impresa Strabag dei lavori. Quasi 2 miliardi di riserve a fronte di un appalto del valore di 1,7 miliardi per la realizzazione del tratto B1 della Pedemontana Lombarda. Tra i documenti chiesti dalla Guardia di Finanza nella sede della Pedemontana ad Assago ci sono quelli relativi alla composizione e all'attività della commissione che dovrà cercare di trovare un accordo sugli extra costi. Il presidente è l'avvocato Andrea Gemma, di cui abbiamo parlato l'altra settimana, uno degli amici di Alfano. Pedemontana ha scelto l'avvocato Paolo Clarizia, un altro degli amici di Alfano, mentre Strabag ha nominato un altro legale, l'avvocato Luigi Strano. Sono tutti studi legali di Roma. I primi due sono amici storici del ministro dell'Interno Angelino Alfano, del Nuovo Centrodestra, che è ben radicato peraltro per molti affari in Lombardia, come plurime notizie di cronaca confermano, e anche questa. Lo stesso partito dell'ex ministro alle infrastrutture Lupi, costretto alle dimissioni dopo la vicenda dei regali e raccomandazioni nell'inchiesta di Firenze che coinvolse Ercole Incalza. Clarizia è anche socio in affari di Gemma, entrambi sono amici di Alfano. Il secondo, invece, oltre ad avere un passato di consigliere ministeriale, fa parte oggi del CDA dell'ENI ed è commissario liquidatore della Valtour, nomi di peso che hanno fatto sorgere il sospetto che possano essere stati scelti per raggiungere un accordo non nell'interesse di tutti, tanto che già prima della perquisizione e della richiesta di documenti, il presidente di Pedemontana, Salvatore Lombardo, aveva scritto all'amministratore delegato Agnoloni e al responsabile unico procedimento Enrico Arini per chiedere una relazione sulle nomine di tutti e tre i componenti della commissione e i criteri di scelta che sono stati adottati per la selezione. La commissione deve decidere sugli extra costi, sui costi in più, cioè sui soldi da dare alla Strabag, al fine di valutare e di escludere ogni possibilità di conflitti di interesse, aveva scritto il presidente di Pedemontana, e le ragioni di inopportunità alla nomina. Anche perché l'incarico di rappresentare gli interessi di Pedemontana non avrebbe potuto essere affidato direttamente. Pedemontana non ha predisposto un elenco di professionisti esterni al quale attingere, qualora nel settore legale non venissero individuate risorse interne per soddisfare le esigenze di consulenza, ha detto l'ingegnere Arini alla Guardia di Finanza. Nel caso dell'avvocato Clarizia, uno degli amici di Alfano, di concerto con l'avvocato Agnoloni, l'amministratore delegato di Pedemontana, abbiamo esaminato i curriculum di 3 soggetti che per intuitu persone abbiamo ritenuto soddisfare le nostre esigenze, cioè a occhio sostanzialmente. Non è stato predisposto alcun carteggio interno, è stato visionato il solo curriculum dell'avvocato Clarizia. Compenso 65.000 euro più IVA. Dopo mesi che diversi pareri di studi legali avevano consigliato a Pedemontana di puntare all'accordo bonario, che la legge prevede già quando gli extra costi superano il 10% dell'appalto. Su tutta la vicenda il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interpellanza alla Giunta Maroni. A proposito di Giunta, è sotto inchiesta ma viene assunta dalla Regione. Botta e risposta ieri tra il leader del centro-sinistra in Regione Ambrosoli e l'assessore regionale all'Expo Fabrizio Sala di Forza Italia. Il tema, i rapporti di lavoro della Regione con Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio, i cui precedenti contratti,
a Expo e a Eupolis sono oggetto di un'inchiesta della magistratura che vede coinvolto il governatore Maroni. Lasciamo la cronaca milanese e lombarda con Libero. I borseggiatori aggirano i tornelli in stazione centrale, gli abusivi salgono a lambrate e dribblano le nuove barriere, i poliziotti si dicono impotenti, anche se li arrestiamo li liberano subito. Rabbia del sindacato UGL in stazione, agenti in servizio con le divise strappate. Gli agenti in stazione centrale sono poliziotti vestiti da barboni, con giacche scucite e orli scoloriti. Siamo abbandonati a noi stessi. Dicono che non ci sono soldi per divise e attrezzature, eppure sono stati stanziati 130 milioni per la sicurezza Expo. Questi fondi dovrebbero servire anche per il nostro equipaggiamento, dicono i poliziotti UGL. Vediamo gli altri argomenti del giorno. Il quotidiano nazionale, Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino mette in prima pagina naturalmente le manifestazioni sulla riforma della scuola, contro la riforma della scuola, ma anche il Papa che ai missionari del Giubileo ha detto: andate e perdonate l'aborto, via la scomunica a donne e medici pentiti, inviati in ogni diocesi. Misericordia in dosi massicce, scrive il quotidiano nazionale, per mostrare il volto di una chiesa accogliente. Papa Francesco prepara l'ultima svolta, è pronto a togliere la scomunica che scatta in automatico a chi ha compiuto l'aborto. Ai missionari della misericordia, gli inviati speciali che saranno spediti in tutte le diocesi per il prossimo Giubileo della misericordia, per assolvere i peccati gravi fino a quelli riservati alla sede apostolica, Bergoglio ha concesso la facoltà di rimettere in confessione la scomunica per l'aborto procurato. L'aborto, ha detto ieri Monsignor Rino Fisichella, presidente Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione, regista del Giubileo, è un peccato riservato come tale, perché il vescovo può già concedere di sua iniziativa la facoltà di perdono nelle diocesi. La concede normalmente al canonico penitenziere, a volte lo allarga agli altri sacerdoti. In questo caso il Papa la dà anche ai missionari inviati dal Santo Padre all'inizio della Quaresima. Ma quel peccato non si cancella, dice il cardinale Falco Velasio De Paulis, presidente emerito della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede. Niente fughe in avanti. Detto questo, poi andiamo a un'altra questione, oggi variamente commentata sui giornali. Intanto nel canale di Sicilia, altri 40 annegati e varicella e scabbia fra i migranti. Scatta l'allarme sanitario, decine di persone in isolamento, un cordone sanitario nei porti. Ma c'è anche una lettera della Rolex che tiene banco nei commenti di oggi, una lettera aperta al presidente del Consiglio Renzi e al ministro dell'Interno Alfano. La lettera è scritta dall'amministratore delegato di Rolex Italia. Egregi signori, scrive il dottor Giampaolo Marini, vi indirizzo la presente nella mia qualità di amministratore delegato di Rolex Italia SPA. Come i vostri uffici stampa avranno modo di confermare, in data 2 maggio 2015 e poi il giorno 3, all'indomani delle devastazioni a Milano per l'inaugurazione dell'Expo, i media nazionali e il web hanno riportato con rilievo le vostre dichiarazioni relative all'operato delle forze dell'ordine, compreso il messaggio «Sconfitti i soliti farabutti col cappuccio e i figli di papà con il Rolex». Se personalmente, come cittadino di Milano, nell'occasione non ho potuto che apprezzare il sacrificio e la dedizione delle forze dell'ordine, debbo, per la mia carica, esprimere profondo rincrescimento e disappunto per l'associazione insita nelle vostre parole fra la condizione di distruttori di vetrine e il fatto di portare un orologio Rolex al polso. Al di là del fatto che dalla qualità delle foto e dei video diffusi dai media è altamente improbabile poter desumere una affidabile identificazione come Rolex e ancor più come Rolex autentico dell'orologio indossato dai facinorosi che stavano commettendo reati, credo che il dettaglio dell'essere o non essere quest'ultimo di marca Rolex sia marginale rispetto al cuore delle vostre dichiarazioni. Purtroppo l'eco suscitata dalle vostre parole è stata straordinariamente vasta e ha prodotto l'inaccettabile affiancamento dell'immagine di Rolex alla devastazione di Milano e all'universo della violenza eversiva. Mi permetto di ricordare, scrive ancora l'amministratore delegato di Rolex Italia,
che Rolex è presente in Italia da oltre 80 anni. Rolex Italia SPA è da sempre cittadino esemplare di Milano, ossequioso della legalità e molto spesso chiamato a collaborare con le forze dell'ordine per indagini relative al nostro settore. Rammento da ultimo che la parola Rolex costituisce un marchio celebre registrato in Italia e nel mondo ed è uno dei primi 10 brand per riconoscimento a livello mondiale. Il suo utilizzo in caratteri minuscoli in forma sostantiva generica non risponde a correttezza ed è suscettibile di diluire e pregiudicare il suo valore e la sua distintività. Ho preso la libertà, dopo profonda riflessione, di pubblicare la presente sulla stampa nazionale, a doverosa autodifesa nell'immediato della reputazione del marchio e dell'immagine di Rolex, confidando in una vostra cortese dichiarazione di rettifica con ossequi Giampaolo Marini, amministratore delegato Rolex Italia SPA. È una pagina che trovate su tutti i quotidiani di oggi. Rolex sfiducia Renzi è il titolo d'apertura invece de Il Giornale. Figuraccia del governo, il premier e Alfano affiancano il marchio ai black bloc e l'azienda si ribella. Intanto i ministri si inventano trucchi per non rimborsare i pensionati. Il commento è del direttore Alessandro Sallusti. Uno scontro diplomatico senza precedenti tra il governo Renzi-Alfano e la Rolex, la più famosa multinazionale degli orologi. Sembra una bazzecola, scrive Sallusti, ma non è così. Che un governo coinvolga in modo diffamante un prestigioso marchio mondiale del lusso dentro dibattiti politico-delinquenziali o lo etichetti come roba da figli di papà è un fatto capace di incidere sull'immagine e il prestigio del governo con importanti conseguenze economiche. È già successo sotto il governo Monti con il tracollo di vendite di SUV e in generale di auto di lusso, i cui proprietari erano stati equiparati a evasori fiscali, oppure con località come Cortina, dove ancora oggi gli imprenditori locali si leccano le ferite dei danni provocati dalla campagna mediatica sui blitz a caccia di ricconi furbetti del dicembre 2011. Nella nautica, cantieristica e portuale è accaduta la stessa cosa: aziende rovinate, più disoccupati, minori entrate fiscali. Le parole, scrive Sallusti, possono provocare più danni delle pietre lanciate dai black bloc e quelle dei primi ministri e ministri degli interni fare dei veri disastri. Renzi, scimmiottato da Alfano, vive ormai dentro la bolla di Twitter, il mondo virtuale dove tutto è permesso perché non esiste la responsabilità. Che sia la promessa di meno tasse, annunci di inesistenti vittorie su teppisti o insulti a una prestigiosa multinazionale, non importa, basta sparare cavolate e aumentare i click. Il problema è che Rolex, come noi, vive e opera nel mondo reale, che è altra cosa da Renzi. Sempre dalla prima pagina del giornale, Boldrini caccia chi vuol parlare un minuto, vietato dissentire. Ieri la Presidente della Camera Boldrini si è esibita in un'altra delle sue performance ad alto tasso di insofferenza alle critiche. Dopo aver chiesto lo sbianchettamento di un pericolosissimo obelisco dedicato a Mussolini, stavolta ha silenziato Ignazio La Russa. Il deputato di Fratelli d'Italia stava intervenendo sull'informativa del ministro Alfano sui disordini di Milano. La maestrina Rossa, scrive il giornale in prima pagina, lo richiama 2 volte, poi lo invita a lasciare l'aula. Il motivo? L'ex ministro aveva chiesto di poter parlare oltre il tempo a sua disposizione. Una deroga di 1 minuto, 60 secondi in più. Troppi per la sbianchettatrice della Camera. A quel punto La Russa sbotta, si vergogni e insinua un dubbio. Evidentemente non le piaceva quel che dicevo, alla faccia della democrazia e della libertà di parola. Mentre fare impresa è un reato se ti chiami Berlusconi, il commento di Salvatore Tramontano sul caso Rai Way. Berlusconi condannato all'immobilismo. Quando si muove scatta la ritorsione, la presunzione di sospetto. Un acquisto diventa indizio di reato. Non basta imbrigliare Berlusconi in politica, bisogna spazzarlo via e colpire le sue aziende. È un odio personale che non si estingue mai. L'indagine della Procura di Milano sul caso Rai Way e i Towers. Infine, a chiudere la prima pagina del giornale, la lettera di un sacerdote, Don Marco Pozza: chi aiuta i profughi e dimentica il vicino, la solidarietà esterofila, titola il giornale in prima pagina, sulla lettera del prete a proposito dei barconi che rischiano di mandare nel dimenticatoio 1000 altre barche che affondano, quelle dei più vicini a noi. È il naufragio silenzioso e quotidiano che si riversa tra le strade d'Italia.
quello del papà che ha perduto il lavoro e la dignità, del giovane al quale hanno stressato i sogni, della madre abbindolata nella sua via crucis, del vecchio dimenticato nel quartiere popolare, dell'uomo infangato sulle pagine dei giornali, dei bambini violentati nell'indifferenza generale. Sono i naufragi più piccoli, scrive Don Marco Pozza, quelli più fastidiosi da gestire. Sui grandi sistemi siamo tutti d'accordo finché rimangono generali. È dai piccoli particolari, però, che si possono riconoscere i capolavori distinguendoli dalle contraffazioni. Vado 3 mesi a fare volontariato in Sud America, mi ha confidato qualche settimana fa un ragazzo. Giorni dopo incontro il padre, mi congratulo per quella scelta. Senza acrimonia, quell'uomo mi confida il suo stato d'animo. Con quello che è piombato quest'anno in famiglia, rimanere significava volerci bene. Per 15 anni, ricorda lo stesso sacerdote che scrive in prima pagina sul giornale, mio fratello ha cambiato i pannolini a mio nonno infermo, mentre io provavo ad aiutare i tossici. Per 10 mesi mia madre ha abbracciato un marito disoccupato, mentre io, distante, inseguivo i miei sogni. Insomma, chi aiuta i profughi e dimentica il proprio vicino. Nel paese del signor Balocco, i biscotti sono così buoni che ti mandano in vacanza. Compra 2 confezioni di biscotti. Puoi vincere ogni giorno un buono eDreams da 1.000 euro per andare in vacanza dove vuoi. Regolamento sul sito balocco.it. Fate i buoni. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdura e assapori il risparmio oltre il 40%. Da domani, pomodori grappolo a metà prezzo a soli 89 centesimi al chilo e fragole italiane in confezione da 500 grammi a soli 95 centesimi. Solo freschezza e qualità. Solo da Lidl. Non cambiare stile di vita. Cambia supermercato. Lidl. Anch'io. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arcaplanet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio Arcaplanet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arcaplanet, i supermercati per animali. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo alle prime pagine con Repubblica. Mattarella dirà 3 sì all'Italicum, non uno solo, bensì 3. Oggi il Quirinale firmerà la legge. L'opposizione chiede il referendum, la legge elettorale. Poi c'è un simpatico paragone fatto da Bernardo Valli, la guerra dei Le Pen, ultimi reali di Francia. Jean-Marie Le Pen ha ripudiato la figlia, Marine, come capita nel mondo islamico che la famiglia tanto detesta. È il geniale paragone di Bernardo Valli sulla famiglia Le Pen e la famiglia islamica. A pagina 4 invece di Repubblica il dossier sulla riforma della scuola, dai poteri dei presidi ai supplenti esclusi, i punti controversi della riforma scolastica, mentre il Fatto Quotidiano mette in prima pagina ciò che qualche giornale ritaglia a francobollo nelle pagine interne, ovvero l'ultimo regalino di Napolitano. Davide Serra, l'uomo delle isole Cayman, il finanziere di Renzi, è commendatore. Il 27 dicembre, poco prima di dimettersi, Re Giorgio ha inserito il finanziere di Algebris, il fondo di investimenti di Serra, amico di Renzi, nella lista delle onorificenze che il suo incolpevole successore Mattarella dovrà annunciare il prossimo 2 giugno. Davide Serra diventa commendatur. A centro pagina, in prima pagina sul Fatto, c'è un'altra vicenda che riguarda il Premier Gran Turismo. Matteo e i suoi cari a Bolzano con 2 aerei e un elicottero, un tour con 20 persone, fra cui 10 deputati del PD. Il Movimento 5 Stelle scopre i voli elettorali del capo del governo camuffati da visite istituzionali alla vigilia delle elezioni comunali in Trentino Alto Adige. Per trasportare la comitiva, mobilitato il 31esimo stormo dell'aeronautica militare, con 2 Falcon al costo di 9.000 euro all'ora e un terzo velivolo, 8.400 euro all'ora. Lo racconta Carlo Tecce a pagina 4. Renzi prende 2 aerei blu con corte e deputati del PD al seguito. Buttati 26.000 euro, tour elettorale e non volo di Stato. Il Premier è stato a Trento, Bolzano e Rovereto nella doppia veste di segretario del PD e capo del governo, perché domenica là si vota. Sempre poi dalla prima pagina del Fatto Quotidiano l'articolo di fondo del direttore Marco Travaglio, L'incensiere è il titolo. Nel suo pamphlet intitolato I giornalisti del 1843
Honoré de Balzac si dedicava alla figura sempiterna dell'incensiere. In tutti i giornali, scriveva Balzac, c'è l'addetto agli elogi, un ragazzo senza fiele, benevolo, che fa della critica uno spaccio di latte puro. La sua frase è rotonda, senza alcuna asperità. Ha per suo stato la lode e loda con un'infinità di giri, tanto sgradevoli quanto ingegnosi. Dispone di una ricetta per ogni caso. Pesta la rosa nel mortaio e ve la spande su 3 colonne con una grazia da profumiere. I suoi articoli hanno l'innocenza dei ragazzi del coro. Il turibolo è nelle sue mani. È sbiadito ma piacevole per il destinatario dell'articolo. I direttori dei giornali sono molto contenti di avere sotto mano un redattore di questa fatta. Quando bisogna lodare un uomo a oltranza, lo si affida all'incensiere. Chissà perché, commenta Travaglio, quel brano c'è tornato alla mente ieri leggendo il commento di Repubblica al nuovo Porcellum, detto anche Italicum. Chi legge il Fatto sa di che stiamo parlando, di una legge scritta dalla Boschi e da Verdini che, fregandosene della sentenza della Corte Costituzionale di cui faceva parte anche Sergio Mattarella, consente ai partiti di continuare a nominarsi 2/3 dei deputati in attesa di fare altrettanto coi senatori. Il capo del servizio politico di Repubblica, Claudio Tito, riconosce, bontà sua, che è perfettibile. E quando, di grazia, potrà essere perfezionata, visto che Renzi ha violentemente impedito qualunque emendamento con la mannaia della fiducia e visto che l'Italicum è già sul tavolo del Capo dello Stato, cioè in Gazzetta Ufficiale? Ma aggiunge che i suoi effetti balsamici, ma che dico balsamici, rivoluzionari, scrive Claudio Tito su Repubblica, sono tali da oscurare qualunque imperfezione. Segue una lista di prodigi e meraviglie da lasciare senza fiato. Peccato che siano tutti falsi. Primo, le larghe intese che hanno generato coalizioni contro natura, PD Forza Italia, quelle strambe alleanze trasversali, compreso l'attuale patto Renzi-Alfano, non saranno più possibili, scrive Tito su Repubblica. E chi l'ha detto, controbatte Travaglio? Intanto non risulta che Tito o Repubblica abbiano mai denunciato le strambe alleanze contro natura degli ultimi 3 anni, avendo appoggiato gli ultimi 3 governi, Monti, Letta e Renzi. In ogni caso, non è vero niente che l'Italicum proibisca o renda impossibili gli inciuci trasversali. Il partito che vince governerà con 340 deputati su 630, maggioranza minima 316, il che significa che gli basterà perderne 25 e perderà la maggioranza. Poniamo che nel 2013 si fosse già votato con l'Italicum e Renzi avesse vinto le elezioni. Oggi governerebbe con un monocolore del PD, forte di 340 seggi alla Camera. L'altro giorno ne ha persi per strada 50 che gli hanno votato contro. Quindi o si sarebbe recato al Quirinale per dimettersi o avrebbe rifatto le larghe intese col centrodestra o coi 5 Stelle, strambe e contro natura. Secondo, l'Italicum, scrive Claudio Tito su Repubblica, contiene elementi di chiarezza sconosciuti all'impianto partitico della nostra democrazia. Ci regala la certezza di avere una maggioranza, un governo appena chiuse le urne, e allontana la tendenza a non decidere, a lasciare le cose in sospeso e a traguardare le riforme in un futuro prossimo o remoto. Così scrive Tito su Repubblica. Chissà dove è vissuto Claudio Tito negli ultimi 30-40 anni, scrive Travaglio. Certamente non in Italia, altrimenti saprebbe che di leggi e riforme i governi e i parlamenti ne hanno fatte a carrettate, spesso anche alla svelta. Il guaio è che erano quasi tutte sbagliate. Quanto alla certezza di avere una maggioranza e un governo, l'abbiamo sempre avuta. Anche col Mattarellum nel 94 si ebbe la certezza che aveva vinto e avrebbe governato Berlusconi. Nel 96 Prodi, nel 2001 Berlusconi. Perfino col Porcellum. Nel 2006 si ebbe la certezza che aveva vinto e avrebbe governato Prodi, nel 2008 Berlusconi. L'unica incertezza nel 2013, ma non per la legge elettorale, bensì a causa degli elettori che si divisero in 3 blocchi anziché in 2. Stessa situazione di oggi, secondo i sondaggi. Terzo punto, Tito si è convinto che ora l'Italicum raddrizzerà le gambe agli elettori, stringendoli in una camicia di forza bipolare o bipartitica, con 2 grandi aggregazioni. Addirittura scrive, per la prima volta il sistema elettorale è in grado di determinare il sistema politico. Oibò, e come? Domanda Travaglio. Con l'Italicum, esattamente come col Porcellum, chi arriva primo ha il premio di maggioranza, ma al primo dissenso il governo cade. E all'opposizione le altre aggregazioni sono tante quante decidono gli elettori.
Quarto, sincero democratico, Tito auspica una salutare sconfitta pedagogica con probabile ridimensionamento dei 5 Stelle se gli elettori grillini non sceglieranno conquistare al secondo turno fra destra e sinistra. Ma i seggi, a parte il premio al vincitore, verranno distribuiti in proporzione ai voti presi. Non si capisce di che si stia parlando. Tanto più che, in caso di ballottaggio, nessun apparentamento è consentito con i 2 partiti vincitori del primo turno. Dulcis in fundo, annuncia festoso Tito, finalmente i cittadini potranno indicare gli eletti e i partiti torneranno a selezionare la classe dirigente. Ma finalmente rispetto a quando? Era così col proporzionale della Prima Repubblica, era così col maggioritario corretto del Mattarellum, non era così col Porcellum, non sarà così con l'Italicum. Circa 400 capilista bloccati, cioè nominati dai capi, vanno dritti e filati a Montecitorio, anche se nessuno li ha votati. Questa, per il nostro eroe, è una rivoluzione. Sfortunatamente alla lunga, scriveva Balzac, gli abbonati riconoscono il genere dell'incensiere e non leggono più le sue tartine azime. Così il Fatto Quotidiano in prima pagina. La prima pagina di Libero si apre invece con un'altra fregatura di Renzi. Anche il fisco si arrende, non usate il nostro 730. L'Agenzia delle Entrate ammette che la dichiarazione precompilata è piena di errori ai danni dei contribuenti. La strombazzata operazione era solo uno spot per il premier malato di annuncite. La dichiarazione precompilata è una trappola per il contribuente, scrive Maurizio Belpietro, ma al premier non interessa perché il suo unico obiettivo è l'annuncio che gli permette di incassare i voti dei distratti. Nessun italiano, contrariamente a quanto annunciato da Renzi, si è visto consegnare a casa la busta con il rendiconto fiscale. E poi è pieno di errori. Sempre poi dalla prima pagina di Libero, il sacco di Milano, il commento di Filippo Facci, per tutelare i cittadini liberiamo gli agenti dalla sindrome della scuola Diaz del G8 di Genova. Gli agenti cercano solo di limitare i danni e lasciano che si commettano reati sotto i loro occhi, ma è contro la Costituzione. Da Libero alla prima pagina di Italia Oggi, una bella notizia per il caro Pantalone, patrono d'Italia, aumenteranno le aliquote IVA. Secondo la Commissione europea, il governo non riuscirà a fare i tagli previsti dalla spending review, 9 miliardi, scatteranno quindi le clausole di salvaguardia. L'aumento delle aliquote IVA, secondo la Commissione europea, in Italia è scontato. Ci sarà, come previsto dalla legge di stabilità, perché l'Italia non riuscirà a fare i tagli da 9 miliardi della spending review e ciò tenderà a innalzare il livello dell'inflazione, senza impedire la crescita del PIL. Parola di Pierre Moscovici, commissario agli affari economici, che l'ha messo nero su bianco nel bollettino di primavera della Commissione europea. Il Foglio invece apre la sua prima pagina con un pezzo sulla Francia. Croci da abbattere perché troppo vistose. Siamo a Mosul? No, in Francia. Un rapporto sui cristiani discriminati in Europa. Non serve andare a Mosul per vedere le croci rimosse dai bulldozer. Basta prendere il treno, magari a alta velocità, e fare una capatina a Rennes, in Francia, dove c'è sempre un tribunale pronto a ordinare che i monumenti con qualche simbolo che rimandi a Cristo e alla sua religione devono essere rasi al suolo. Stavolta è andata male a una statua di San Giovanni Paolo II che, a giudizio dei giudici amministrativi, ha un carattere troppo ostentato nella piazza di Pleurmel, a Rennes. Se non ci fosse stata la croce, si legge nella motivazione, la legge sulla separazione fra Stato e Chiesa del 1905 si sarebbe potuta aggirare, lasciando così a bocca asciutta la Federazione Nazionale del Libero Pensiero, che in pochi mesi è riuscita a far mettere negli scatoloni alcuni presepi e a far rimuovere da un parco pubblico dell'Alta Savoia una statua della Madonna. Il caso di Rennes è storia di questi giorni. L'Osservatorio sull'intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa non l'ha ancora inserito nel suo rapporto annuale, un dossier riempito da 150 casi. Chiese e cappelle date alle fiamme, coperte di graffiti, insozzate con scritte blasfeme, in modo che anche l'occhio più distratto possa accorgersi del misfatto. La Francia domina la triste classifica, dall'oltraggio alla Basilica del Sacro Cuore alla devastazione della chiesa di Saint-Odile a Parigi.
con il suo fonte battesimale rovesciato, la statua di Gesù bambino gettata a terra, i candelieri sull'altare rovesciati. Era determinato, dissero stupiti i poliziotti dopo aver fermato il giovane devastatore. A Basilea, ogni primo sabato del mese, 5 membri dell'ufficio centrale islamico svizzero distribuivano in Clara Platz libri in cui si suggeriva di eliminare i cristiani e gli ebrei e di portarsi a casa i loro portafogli. L'elenco potrebbe continuare, da chi usa i confessionali lignei come orinatoi a quanti propongono su manifesti elettorali la chiusura delle parrocchie e delle scuole cattoliche. Ma non è solo la desolante sequela di episodi a delineare come i cristiani stiano sempre più divenendo corpi estranei nel continente europeo, che affonda le radici nel monachesimo medievale e nella competizione tra campanili e cattedrali. Né si tratta di instillare nel cittadino europeo una sorta di sentimento religioso progressivamente smarrito. In Germania il 67% della popolazione disapprova la decristianizzazione delle tradizioni culturali, ha detto la direttrice dell'osservatorio Gudrun Kugler. Semmai, conclude il Foglio, è un problema di legislazioni sempre più votate alla restrizione della libertà religiosa, nonostante qualche tribunale riconosca ancora la validità della clausola di coscienza. Sempre poi dalla prima pagina del Foglio la scelta di Aya Nirzi Ali, la dissidente islamica, che sostiene Cameron, l'unico, dice, determinato contro il flagello islamista. Per la dissidente islamica Aya Nirzi Ali, il leader dei conservatori David Cameron è una scelta facile alle elezioni inglesi. Nel Foglio si occupa anche a pagina 2 del giovane Solzhenitsyn nordcoreano Shin Dong-hyuk, 32 anni, un libro controverso sull'orrore della Nord Corea. L'appuntamento per l'intervista l'ha preso Giulia Pompili, che ne racconta a pagina 2. Shin Dong-hyuk vuole avere la giornata libera per visitare Roma, dove è per una serie di incontri con persone che vogliono ascoltare la sua storia. Oggi sarà sentito dalla Commissione Affari Esteri della Camera. Nel pomeriggio parlerà all'Università La Sapienza. È tra gli esuli nordcoreani più famosi del mondo. Mentre l'Expo Slow Food non nutre nessuno, è il primo degli editoriali del Foglio di oggi, grave se a Milano spopola una visione arretrata dell'agricoltura. Ma c'è anche un articolo sulla primavera araba. Secondo l'ex vice della CIA statunitense, credevamo che avrebbe segnato la fine di Al-Qaeda e ora invece c'è jihad, la guerra santa coranica, ovunque. Ci affidavamo troppo agli alleati locali, dice l'ex vice capo della CIA statunitense. Questo mese esce in America il libro di memorie di Michael Morell, ex vice direttore della CIA, entrato nell'agenzia nell'80 e arrivato a coprire per 2 volte l'incarico di direttore pro tempore. Nel 2001 aveva la responsabilità di presentare al presidente Bush il rapporto mattutino sulle minacce all'America che l'intelligence compila ogni giorno. L'11 settembre disse subito al presidente: scommetto tutti i soldi che ho, è stata Al-Qaeda. Il libro si chiama La grande guerra del nostro tempo e si occupa del ruolo antiterrorismo della CIA. Morell descrive una pagina disastrosa nella storia delle analisi dell'agenzia di spionaggio, che è chiamata a decifrare le anse e i tornanti della storia quando ancora è cronaca, ed è la cosiddetta primavera araba. La CIA, dice Morell, non ha capito nulla delle primavere arabe, che furono l'insieme di movimenti che sul finire del 2010 e per il 2011 hanno rotto la stabilità dei paesi arabi. La CIA credeva che le sollevazioni fossero il colpo di grazia contro Al-Qaeda, marginalizzata dai movimenti popolari che prendevano in mano la lotta contro i despoti arabi e svuotavano di significato il jihad, la guerra santa propagandata da Osama. Non si avvedevano invece gli analisti della CIA che la primavera, dal punto di vista dell'antiterrorismo, si avviava a diventare un inverno. 4 anni dopo le prime proteste di strada in Tunisia, i gruppi del jihad hanno ritrovato le forze in Egitto, Libia, Siria, Yemen e Iraq. E anche Hamas se la deve vedere con lo Stato islamico a Gaza, scrive ancora il Foglio. I baghdadisti annunciano un ultimatum che scade oggi contro il gruppo palestinese Hamas che, dicono quelli dello Stato islamico, opprime gli abitanti della striscia di Gaza. Infine c'è una domanda dell'ex storico cronista giudiziario al Palazzo di Giustizia di Milano Frank Cimini,
una domanda nella pagina delle lettere del Foglio di oggi. I pubblici ministeri di Bergamo sono contrari alla presenza delle telecamere in aula al processo per l'uccisione di Yara Gambirasio. Ma pochi giorni fa il video dell'arresto dell'imputato Bossetti, chi lo ha passato alle TV? Si domanda Frank Cimini, che ha 40 anni di esperienza al Tribunale di Milano. Da segnalare anche l'inserto del Foglio di oggi, la pagina 1, l'articolo di Giulio Meotti sull'ex direttore di Charlie Hebdo, Philippe Val, che se la prende con gli islamofili. Alcuni giorni fa il più famoso vignettista di Charlie Hebdo, Luce, ha dichiarato che non avrebbe più realizzato caricature di Maometto. Poi, rispondendo a una domanda del suo ex direttore, Philippe Val, secondo il quale i terroristi in tal modo l'avrebbero avuta vinta, Luce ha replicato: non è più se stesso, sia chiaro che parla soltanto a suo nome, fa solo parte della storia di Charlie. In effetti, scrive Meotti, Philippe Val ha fatto la storia di Charlie Hebdo, lo ha diretto per 17 anni, dal 92 al 2009. Attorno a Val, le autorità francesi hanno rafforzato la protezione di polizia dopo la strage di Parigi nella sede del giornale satirico. Val ha dovuto affrontare da imputato il processo per islamofobia intentatogli dalle organizzazioni musulmane di Francia. Ne è uscito assolto. Sotto Val, Charlie Hebdo è stato al centro di tutte le pressioni subite dall'Occidente in questa guerra sulla libertà di parola. Pressione fisica, con le bombe Molotov lanciate contro la sede del giornale, e pressione legale. Un processo medievale, disse l'allora direttore Philippe Val. La nostra arma per opporci alla minaccia integralista è la penna e ci chiedono di deporla. Il libertario Philippe Val non è un intellettuale organico alla gauche, uno dei tipici bobos che occupano le redazioni rispettabili. Val non è mai stato amato dalla sinistra. Gli rimproverano il sostegno alla guerra in Kosovo, il sì al referendum sul Trattato Costituzionale Europeo, gli attacchi a Ségolène Royal. In nome della libertà di stampa, nel 2006, Val ha ripubblicato su Charlie Hebdo le caricature di Maometto del giornale danese Jyllands-Posten, che hanno scatenato l'isteria islamista. Val ha anche lanciato una petizione per il diritto alla blasfemia e contro il nuovo totalitarismo islamista, firmata da Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, Bernard-Henri Lévy, con la denuncia della connivenza tra una parte della sinistra e gli islamisti. Adesso Val torna a scuotere il mondo delle lettere parigine con un libro dal titolo Malaise dans l'inculture, e la sua poderosa accusa non va confusa con le critiche conservatrici di Éric Zemmour. Secondo Val, la cultura francese soffre di una malattia degenerativa, di sociologismo. Val attacca gli intellettuali cimiteri e l'abdicazione del pensiero. Ne ha per tutti. Per Edoui Plenel la sua Mediapart, Plenel pubblico ministero, padre Plenel, soprannome affibbiatogli per il suo atteggiamento moralistico. Plenel, dopo il massacro di Charlie Hebdo, scrisse che coloro che hanno denunciato l'esistenza di un problema dell'Islam in Francia sono i veri responsabili della creazione del mostro, come dire che è tutta colpa della blasfemia dei vignettisti. Secondo Val, sull'Islam e la libertà di parola si rischia di ripristinare un muro di Berlino ideologico attraverso un'ortodossia che indicherebbe la via del bene e quella del male. Segue articolo di Dennis McCoyne, pubblica il Foglio, un articolo tratto dal sito Gatestone Institute, un pensatoio di politica internazionale guidato dall'ex ambasciatore americano alle Nazioni Unite John Bolton, sulla erosione del libero pensiero, la sottomissione all'Islam e al politicamente corretto come prima fase del tramonto dei valori dell'illuminismo. Gli scrittori del PEN Prize hanno contestato i principi della libertà di parola in un'organizzazione che si dedica alla libertà di parola, dando il famoso premio, il PEN appunto, a Charlie Hebdo. Il colpo più grave contro Rushdie non è stata la fatwa di Khomeini, ma la condanna degli intellettuali occidentali. Ma dove sono i romanzi che parlano della minaccia al mondo del terrorismo islamista? Chiusi nella loro comfort zone. Tranquilli, il candidato del Labour inglese Miliband ha promesso di fare dell'islamofobia un crimine, senza nemmeno definirla. Invece a pagina 3 abbiamo il dibattito tutto italiano e domestico sul rapper banale, il signor Fedez,
che ho la terza media, dice sempre, raccontando però di aver affinato il lessico con la lettura e le gare di freestyle rap. Chi è Federico Leonardo Lucia, detto Fedez? Perché si sente titolato a esternare un po' su tutto, vedi Expo, e perché è pieno di nemici. E chi se ne fotte. Andiamo invece ad Avvenire, in prima pagina sul quotidiano dei Vescovi, le catacombe di Aleppo, in Siria, la nuova denuncia di Amnesty International e altre drammatiche testimonianze, la tragedia di una città martire, il mondo inerte. La popolazione civile di Aleppo, in Siria, ormai è in preda al terrore e allo stato puro e in molti casi è costretta a vivere sottoterra in moderne catacombe per sfuggire agli incessanti bombardamenti aerei delle forze governative contro i quartieri occupati dall'opposizione, denuncia un rapporto di Amnesty International. Nel solo mese di aprile si sono registrati 85 attacchi, uccisi più di 110 civili. Gli attacchi con i barili bomba hanno ucciso più di 11.000 persone in Siria dal 2012. La testimonianza del francescano Ibrahim al-Zabag, che ha scelto di restare accanto alla popolazione stremata. Mani esterne interferiscono per esasperare le differenze, dice il francescano. Da bambino giocavo con i miei vicini sunniti, alawiti, sciiti. A Pasqua tanti musulmani sono venuti a farci gli auguri. Nel cuore della gente c'è il terrore, ma anche la volontà di continuare a vivere da fratelli come sempre. Insomma, a occhio e croce dal sommario in prima pagina il nemico numero 1 è Assad, il presidente siriano. La parte che ci spetta è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore di Avvenire Marco Tarquinio: salvare Aleppo, la città simbolo della Siria. Anche la nostra generazione di uomini e donne occidentali così civili, politicamente corretti, attenti a ogni declinazione della parola libertà, porterà il peso davanti al tribunale della storia di gravi crimini contro l'umanità, compiuti nella nostra indifferenza, con la nostra complicità, reale e pesantissima, perché nessuna distruzione, nessuna ingiustizia sono mai inevitabili. I crimini che si stanno commettendo nel nostro tempo hanno volti e nomi di vittime precise, uomini e donne, bambini e bambine. Si tratta di persone come noi, appartenenti in genere a quella vastissima parte del pianeta che chiamiamo sud del mondo e che in realtà è ovunque, certamente a sud ma anche a est, a ovest e perfino a nord. I loro sono i volti e i nomi di chi è perseguitato per la propria fede, per la propria idea politica, di tutti i poveri che fatichiamo a guardare negli occhi. I senza pace, i senza terra, i senza pane, i senza acqua, i senza giustizia, i senza futuro. Ma ci sono luoghi e momenti nei quali, scrive il direttore di Avvenire, la violenza disumana del crimine, la crudeltà dell'indifferenza diventano insopportabili perché possono essere fermati. Oggi uno di questi luoghi, il luogo per eccellenza del dolore, della cattiva coscienza del mondo, è Aleppo, da quasi 3 anni. 3 anni che hanno travolto e sconvolto la più popolosa città della Siria, forse l'ultima grande capitale cosmopolita, multietnica, multireligiosa. Dovremmo tremare all'idea di ciò che tra 100 anni o tra 20 si scriverà di noi, gli inerti, e dei massacratori di questa città simbolo e del suo popolo. Dobbiamo tremare per ciò che già oggi non vogliamo vedere e invece possiamo vedere, per ciò che non scriviamo o non abbastanza e dobbiamo scrivere, per ciò che non facciamo da cittadini dei nostri paesi, per scuotere quelli che hanno potere e invece potremmo fare per indurli a usare il loro potere a far finire almeno questo scempio, scrive il direttore di Avvenire. Non possiamo accontentarci di non far crescere di più la guerra di Siria, la terribile guerra civile. Certo sappiamo quanto sia difficile farla finire, tanto più ora che si è inestricabilmente legata alla vicenda dell'autoproclamato Stato islamico. Ma sappiamo anche che la guerra finisce solo quando cominciano i gesti di pace. Il rapporto che Amnesty International ha pubblicato ieri, aggiungendo dati impressionanti a un quadro fatto più completo dalle testimonianze raccolte da osservatori imparziali, sottolinea quanto sia urgente fare di Aleppo il primo di questi gesti di pace. Andrea Riccardi, storico e uomo di fede e di pace, lo chiese forte nel luglio dell'anno scorso. Alla sua voce se ne sono unite altre, molte non abbastanza.
Si continua a chiedere che Aleppo diventi una città aperta, così deve essere, è possibile impegnare il mondo, eccetera. Insomma, il problema qua è Assad, che continua a bombardare. Una modalità rapida per risolvere il problema, quelli dello Stato islamico ce l'hanno. È una soluzione veloce, efficace e che garantisce poi l'ordine. Nero Giardini, calzature e abbigliamento. Nero Giardini, per chi ama lo stile italiano. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile, dagli spoiler e i paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida a contrasto di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Volkswagen Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. Da oggi con navigatore touch, volante multifunzione in pelle traforata e sensori di parcheggio di serie. Gamma Tiguan, a partire da 20.900 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità. E se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860. 800 700 860. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Sei una casalinga e hai bisogno di guadagnare con un lavoro semplice e senza investimento? Hai bisogno di un'ulteriore entrata? Azienda italiana giovane in forte espansione ricerca collaboratori su tutto il territorio nazionale. Non si richiede esperienza né investimento. Hai 2 ore al giorno per incrementare le tue entrate? Vuoi far parte di un team giovane e dinamico? Telefona al numero 800 84 2322. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Buongiorno, dal Centro Geofisico Prealpino vi parla Paolo Valisa. Vediamo la situazione. La regione alpina si trova al margine dell'anticiclone che porta sole e caldo estivo dal Nord Africa al Mediterraneo. Dopo il transito della perturbazione di questa notte sarà ancora interessata il Nord Italia da una perturbazione atlantica venerdì, probabile miglioramento nel fine settimana. Vediamo le previsioni: al mattino nuvoloso su Alpi e Prealpi e qualche rovescio tra Verbano, Canton Ticino e Valtellina. In pianura nuvole in dissoluzione, via via soleggiato e asciutto.
Nel pomeriggio più caldo, sole e qualche nuvola sui monti, sarà asciutto, al più qualche breve e isolata pioggia in montagna. Le temperature massime comprese oggi tra i 23 delle Prealpi e fino a 26-27 sulla pianura padana. Domani giovedì abbastanza soleggiato, nuvole cumuliformi si formeranno sui rilievi ma sarà probabilmente asciutto, le temperature massime in ulteriore lieve rialzo. Venerdì via via molto nuvoloso o coperto con possibili piogge intermittenti e temporali, esaurimento delle piogge in nottata, più fresco. Sabato abbastanza soleggiato con annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi e possibilità di un temporale in transito dalla Valtellina alla Lombardia orientale. E per domenica soleggiato e caldo quasi estivo. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. E transitiamo per il secolo XIX di Genova. In Liguria non ci sono più posti per i migranti, scrive il quotidiano Senza Cuore, e i liguri sono senza cuore soprattutto. In arrivo alla Spezia in 423, ma per ospitare tutti le strutture non bastano. Al ritmo attuale i flussi saranno presto insostenibili e la regione è in sofferenza, scrive l'egoistissimo secolo XIX di Genova, che poi raccoglie anche l'allarme dell'ISPRA, che sta per Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che oggi a Milano presenta il suo rapporto sul consumo del suolo. Il cemento divora la Liguria, capirai che novità, ma si continua a costruire. In Italia, nonostante la crisi, si edificano 7 metri quadri al secondo. Chi se li compra poi? L'Unione Europea ha posto come obiettivo lo stop al consumo di suolo nel 2050. Ci stiamo mangiando l'Italia, scrive Alessandro Palmesino. Bisogna tornare indietro subito, dice il rapporto dell'ISPRA. Terreno che oggi, denuncia l'ISPRA, sparisce inghiottito da cemento e costruzioni al ritmo di 7 metri quadrati al secondo. Se negli anni 50 le aree occupate dall'urbanizzazione coprivano poco più di 8.000 km quadri, nel 2014 siamo a 21.000, 4 volte l'estensione della Liguria, il 7% del territorio nazionale. Il suolo è una risorsa e non è rinnovabile, dice il responsabile del report dell'ISPRA. Sempre poi dal secolo XIX di Genova, soldi cinesi per chi sceglie la via della seta. Pechino finanzierà le aziende che sceglieranno la ferrovia tra l'Asia e l'Europa centrale. L'annuncio nei prossimi giorni. E poi c'è la parola del fiscalista genovese, il decano dei tributaristi italiani, Victor Ukmar, il quale dice di aver convinto Renzi a cambiare sul fisco, perché le norme italiane sono complicate, scritte male, l'Italia è peggio del terzo mondo, l'intero sistema fiscale va rivisto, dice Ukmar, ma serviranno anni. La risposta si è fatta attendere, ma alla fine è arrivata. Lunedì, a Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari a Milano, il premier Renzi ha promesso pubblicamente al professor Victor Ukmar un cambio di mentalità. Capirai cosa gli costava promettere un cambio di mentalità. Sostenendo che bisogna cambiare la normativa fiscale, ha detto Renzi. L'inquilino di Palazzo Chigi, che ha poi garantito che saranno presto presi gli opportuni provvedimenti, ha accolto la tesi di base sostenuta dal tributarista genovese, cioè che il sistema fiscale italiano va completamente ripensato. Ukmar aveva inviato le proprie proposte a Renzi sulla sua mail matteo@governo.it il 3 febbraio, senza però ricevere risposta, almeno fino a 2 giorni fa. Ho sempre dato la mia collaborazione a tutti i governi, da Berlusconi a Renzi, da Monti a Letta, a prescindere dal colore politico, dice al secolo XIX Victor Ukmar. Sono convinto che il sistema fiscale sia distrutto. Voglio dare il mio contributo per poterlo migliorare. Il professor Ukmar, che già nel 2008 aveva formato un gruppo di lavoro con numerosi colleghi fiscalisti per formulare proposte di riforma in sede CNEL, fa notare come il sistema tributario italiano si trovi alla 137esima posizione su 183 stati considerati dalla World Bank, ben dietro a numerosi paesi del cosiddetto terzo mondo. Sono convinto, dice Ukmar, che sia necessaria una ristrutturazione completa, ma sono consapevole del fatto che questo obiettivo non sia realizzabile, soprattutto nel breve periodo. Ho avanzato una decina di proposte.
Secondo Ukmar, il problema del fisco non riguarda solo l'imposizione, ma anche le procedure per gli adempimenti. Le norme sono complicate, confuse e mal scritte. Orientarsi nel sistema fiscale è pressoché impossibile. Un perfetto esempio di questo stato di cose è la normativa sul rientro dei capitali. Non può dirsi una legge, dice Ukmar, ma un brogliaccio. Incertezze, indeterminazioni, omissioni, strutture difformi da quelle dettate dall'OECD e assunte da molti stati. Difficilmente si otterranno regolarizzazioni. Secondo Ukmar, una riforma radicale del sistema fiscale è indispensabile anche per sviluppare gli investimenti, non solo quelli stranieri. Per raggiungere il risultato, dice Ukmar, occorrono anni e anni di studi e ricerche e grandi capacità. Così, da tempo, abbiamo espresso l'opinione che nell'attesa si adottino normative spot in merito a singoli argomenti. Ukmar ha suggerito al Premier di costituire un gruppo di lavoro per vagliare le proposte avanzate ed è fiducioso nel fatto che Renzi riesca a conseguire qualche risultato. L'Expo 2015 è stato inaugurato puntualmente, mentre molti sostenevano che non sarebbe successo. La legge elettorale è andata in porto, gli interventi per la scuola. Non condivido, dice Ukmar, il pessimismo che caratterizza l'atteggiamento dei media, anche se sono il primo a dire che l'intero paese è ormai a pezzi. Non c'è settore d'Italia che funzioni e solo se i cittadini daranno il proprio contributo, anche in termini di proposte, si può ribaltare la situazione. Alla domanda se in Italia non ci sia proprio niente da salvare, Ukmar ha la risposta pronta. Sì, le belle giornate di sole. Sempre poi dal secolo XIX di Genova, 2 pagine dedicate alle regionali con i candidati, la scheda, i partiti, le domande fatte ai vari candidati alla presidenza della regione Liguria, Paita Toti, una sfida in clima da derby, eccetera, eccetera. Soprattutto eccetera, mentre sul processo per Carige, Cassa di risparmio di Genova, per la maxi truffa, lo show dell'ex presidente Berneschi in aula, mentre battono cassa i piccoli, banca e assicurazioni si costituiscono per chiedere a Berneschi i danni, gli azionisti minori si riuniscono in sindacato, sono 150. Mentre escono le nuove intercettazioni dei familiari dell'ex presidente della Cassa di risparmio di Genova, Berneschi. Un rubagalline, dicono il figlio, che parla con la moglie, Francesca. Doveva fermarsi alle prime indagini. Ha rotto i coglioni a tutti e si sono vendicati e non sa le leggi. Lui è la distruzione totale. Così il figlio e la moglie del figlio parlavano di Berneschi. Andiamo alla prima pagina del manifesto per tornare sulla legge elettorale nel commento di Massimo Villone. Un danno è per sempre. Tutto secondo copione, scrive l'ex senatore dei DS, Villone. L'Italicum è legge. Le opposizioni, non tutte, scelgono l'Aventino. La minoranza del PD vota in ordine sparso. Renzi esulta. Su una cosa ha torto. Non importa solo fare. È decisivo anche il come. I 334 voti a favore dimostrano almeno 3 cose. La prima, senza i numeri drogati dal premio di maggioranza dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'Italicum non avrebbe mai visto la luce. La seconda, la nuova legge elettorale non esprime gli orientamenti politici oggi prevalenti nel Paese. La terza, tutte le forzature e violazioni di prassi e regolamenti imposte per ottenere il risultato sono state prevaricazioni di una minoranza e tali rimangono. Il tutto per approvare una legge che disattende in larga misura i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella celebre sentenza 1/2014. Vengono dall'Italicum gravi danni collaterali, prosegue Villone. Sono 3 i passaggi che più si staccano dalle migliori pratiche della democrazia moderna e avanzata. Il cosiddetto emendamento Esposito, che ha consentito il maxi canguro e ha fatto scomparire migliaia di emendamenti, la sostituzione forzosa in commissione dei dissenzienti, le questioni di fiducia poste alla Camera, scelte che pongono una minaccia per il futuro del Parlamento. Nei casi indicati si è detto che esistevano precedenti, ma bisogna intendersi, scrive Villone. Il richiamo ai precedenti non è dato soltanto dalla ripetizione di un comportamento passato. Il precedente va visto anche nel contesto in cui il comportamento si colloca. Quindi una prima considerazione di ordine generale dice che dopo la sentenza della Corte Costituzionale qualsiasi precedente doveva essere valutato con estrema cautela. Sintesi:
Al danno di oggi si aggiunge quello futuro, regole stracciate, deputati rimossi e fiducia cieca, lo strappo alla democrazia. Qualche curiosità invece dal Sole 24 Ore di oggi. Intanto sulla riforma delle banche popolari la Regione Lombardia farà ricorso, una mozione impegna la Giunta a ricorrere alla Corte Costituzionale. E poi però c'è anche un articolo sui compensi d'oro dei capi dei fondi speculativi, gli hedge fund. Negli Stati Uniti i 25 maggiori gestori di fondi speculativi finanziari si sono spartiti 11 miliardi e 620 milioni di dollari. Molti hanno reso meno dello Standard & Poor's però. In sostanza hanno portato a casa in un anno i capi dei fondi speculativi americani una media di 465 milioni di dollari a testa. Siamo nell'era della disuguaglianza, scrive Mario Platero sul Sole 24 Ore, e vanno per la maggiore le tesi dell'economista francese Piketty. Alpha, una pubblicazione specializzata di Institutional Investors, ha pubblicato ieri la sua inchiesta sui compensi dei capi dei fondi speculativi finanziari, gli hedge fund. Risultato: 25 grandi gestori di hedge fund si sono spartiti un compenso di 11 miliardi 620 milioni di dollari, pari a una busta paga media di circa 465 milioni di dollari a testa. Ma il numero uno della graduatoria per compensi 2014, Kenneth Griffin, ha portato a casa 1 miliardo e 300 milioni di dollari. Griffin è il leggendario fondatore del fondo Citadel di Chicago. Gestisce 24 miliardi di dollari e il suo fondo più conosciuto, Kensington, ha avuto per il 2014 un ritorno sull'investimento del 18%. Nella graduatoria dei 25 ci sono altri compensi miliardari. James Simons, fondatore del fondo Renaissance Technologies, matematico, aiutò a decodificare messaggi crittografati a Princeton, fu poi licenziato per inadeguatezza, ha guadagnato 1 miliardo e 200 milioni di dollari. Il suo fondo ha circa 22 miliardi di dollari in gestione e ha dato ritorni del 14,5%. Al terzo posto Raymond Delio, il capo di Bridgewater, il più grande del mondo, 170 miliardi di dollari in gestione. Ha guadagnato soltanto 950 milioni di dollari. Ma il Sole 24 Ore si dedica di nuovo a Milano, in prima pagina, oltre all'allarme Grecia in borsa e alla questione EI Towers, consiglio indagato per aggiotaggio. Dunque Milano, con l'intervista di Sara Monaci al sindaco Pisapia. Milano torna guida del paese, dice il sindaco, 4 anni di amministrazione comunale caratterizzati da momenti complicati, ma le ultime giornate rimarranno nella memoria di Pisapia, 66 anni, avvocato alla guida di una coalizione di centrosinistra. L'inaugurazione dell'Expo, la paura dei black bloc e lo spirito di riscatto di 20.000 milanesi che si sono messi a ripulire la città. Milano torna a essere la guida del paese, dice Pisapia al Sole 24 Ore. Il sindaco rivendica per la città il ruolo di locomotiva della ripresa italiana. A pagina 10 invece del quotidiano di Confindustria, il politologo Roberto Dalimonte, l'ispiratore della legge elettorale Italicum di Renzi, prova a immaginare come sarebbe il Parlamento se fosse già applicata la nuova legge elettorale. I calcoli sono fatti in base alla media dei sondaggi del 28 aprile, con 2 scenari dopo il ballottaggio: vittoria al PD o al Movimento 5 Stelle. Come sarebbe la distribuzione dei seggi in tal caso? In ipotesi di vittoria del PD, la seconda forza sarebbe il Movimento 5 Stelle col 19,8%. Per gli altri partiti resterebbero più seggi. L'ipotesi di vittoria del Movimento 5 Stelle danneggerebbe tutti i partiti più piccoli, perché tra i perdenti il PD farebbe la parte la parte del leone. Con l'Italicum si potrà vincere le elezioni in 2 modi, scrive Dalimonte. Il primo è quello di prendere almeno il 40% al primo turno. In questo caso il vincente avrà 340 seggi, che sono il 54% di 630, che è il numero totale dei deputati. In questo caso ai perdenti andranno 278 seggi, il 44%. Poi ci sono 12 seggi della circoscrizione estero,
che presumibilmente si divideranno tra le varie liste. Quindi è molto probabile che il vincente avrà alla fine dei conteggi più di 340 seggi. A questo si può aggiungere che a seconda di come si strutturerà la competizione in Val d'Aosta e Trentino Alto Adige, il totale potrebbe essere ancora superiore. La seconda modalità di funzionamento dell'Italicum è il ballottaggio. Se nessuno arriva al 40% dei voti, le due liste più votate si affrontano al secondo turno. Chi vince prende il 54% dei seggi, chi perde si dividerà i 278 seggi, fatto salvo quel che può succedere in Trentino Alto Adige. I seggi destinati ai perdenti verranno distribuiti in base ai risultati ottenuti dalle varie liste al primo turno. Solo le liste col 3% dei voti avranno seggi. Sulla base della media dei sondaggi delle ultime settimane, se si votasse oggi, nessun partito arriverebbe al 40%. Al ballottaggio andrebbero il PD col 36,8% e il Movimento 5 Stelle col 19,8%. Quale sarebbe la composizione della Camera nel caso in cui al secondo turno vincesse l'uno o l'altro? Per rispondere abbiamo fatto 2 simulazioni, scrive il professor Dalimonte. I risultati sono riportati nei grafici a pagina 10 del 24 Ore. Nella prima simulazione abbiamo dato la vittoria al PD. In questo caso il partito di Renzi prende i suoi 340 seggi, gli altri si dividono i restanti. Il PD sarà sovrarappresentato perché a fronte del suo 36,8% di voti avrebbe il 54% di seggi. I perdenti sarebbero sottorappresentati. Il Movimento 5 Stelle col 19,8% di voti avrebbe il 14,9% di seggi. Così funzionano i sistemi maggioritari. Il prezzo della governabilità. Nelle ultime elezioni in Giappone il partito del premier col 33% ha ottenuto il 61% dei seggi. Più interessante è il caso in cui al secondo turno vinca il Movimento 5 Stelle. Molto improbabile, ma vale la pena di vedere cosa succede. Come si vede, scrive Dalimonte, in questo caso non perderebbe solo il PD. La vittoria del Movimento 5 Stelle danneggerebbe tutti gli altri partiti esclusi dal secondo turno. Prendiamo la Lega Nord. Se vincesse al ballottaggio il PD, il partito di Salvini otterrebbe 67 seggi. Se vincesse il Movimento 5 Stelle ne prenderebbe 52. 15 seggi in meno non sono pochi. Stessa cosa capiterebbe agli altri perdenti. Forza Italia passerebbe da 59 a 46 seggi. Per SEL la differenza sarebbe di 5 seggi e così via. In pratica, in questo scenario e con i dati dei sondaggi, ai partiti esclusi dal secondo turno converrebbe che al ballottaggio vincesse il PD. Perché? La risposta sta nei dati del primo turno. Come detto sopra, ai perdenti spettano 278 seggi, che vanno divisi tra chi supera la soglia del 3%. Nel caso in cui vincesse al ballottaggio il Movimento 5 Stelle, tra i perdenti ci sarebbe il PD col suo 36,8%, che quindi farebbe la parte del leone nella distribuzione dei 278 seggi destinati ai perdenti. Nel caso in cui invece al ballottaggio vincesse il PD, tra i perdenti finirebbe il Movimento 5 Stelle col 19,8% dei voti e quindi ci sarebbero più seggi per gli altri perdenti. Va da sé, conclude Dalimonte, che il risultato sarebbe diverso se i due partiti che vanno al ballottaggio avessero preso al primo turno percentuali di voto simili. Ma sulla base degli attuali sondaggi le cose non stanno così. Questo è un altro piccolo elemento che rende meno probabile che possa succedere a livello nazionale quel che è successo a Parma e Livorno per l'elezione del sindaco. Lì vinse al secondo turno il candidato del Movimento 5 Stelle, che al primo turno aveva preso una percentuale di voti molto inferiore a quella del suo avversario del PD. Insomma, al PD gli conviene l'Italicum, anche se perde, anche se dovesse perdere. Torniamo alla prima pagina del Corriere della Sera per l'editoriale del professor Ernesto Galli della Loggia, naturalmente. Siamo in molti oggi in Italia, scrive Galli della Loggia, ad avvertire dentro di noi e intorno a noi, sempre più spesso, pensieri e pulsioni che in altri tempi avremmo giudicato tipici di una mentalità conservatrice. La cosa è significativa perché riguarda persone che spesso sono state di sinistra e dicono di esserlo. Nel paese sta montando dunque una subdola ondata conservatrice?
Chiariamo un punto, l'economia non c'entra. Da noi il liberismo selvaggio continua a non fare proseliti. Ben pochi pensano che la proprietà debba avere più diritti del lavoro o che non debba esserci protezione adeguata per la parte più fragile della società. L'Italia, di cui sto dicendo, non inclina al conservatorismo perché è sul punto di passare dalla parte del più forte, tantomeno sul punto di iscriversi al partito dell'ordine, che non sa neanche cosa voglia dire. Non c'entra neanche l'età. Oggi, tra l'altro, è più facile trovare un progressista doc tra quelli coi capelli grigi che tra i ventenni. Stiamo diventando dunque conservatori per un'altra ragione, perché a petto di ciò che è l'Italia attuale ne vorremmo una diversa e magari, per chi se la ricorda, un'Italia ancora con alcune cose e caratteristiche che aveva quella di ieri e che sono state insulsamente gettate via. Forse più che conservatori siamo dei nostalgici, scrive il professor Galli della Loggia. Nostalgici, per esempio, dello Stato, inteso non come feticcio, ma come insieme di organi e funzioni di controllo e vigilanza, preziosi al centro e nelle periferie. Nostalgici di quello Stato che non si era ancora rassegnato all'inefficienza dei suoi uffici, alla abituale protervia dei dipendenti, che nei ministeri e altrove non aveva dato tutto il potere alle lobby e ai sindacati. Quello Stato che non aveva ancora deposto la sua sovranità nelle fauci del mostro freddo di Bruxelles e neppure si era arreso ai cacicchi regionali o ai capetti dei territori, che non aveva ancora deciso di dismettere ciò che è pubblico solo per rimpinguare i portafogli dei privati. Nostalgici dello Stato, della Banca d'Italia, delle sovrintendenze, dei provveditorati, del genio civile, dell'Ufficio Geologico Nazionale, delle prefetture, sì certo, delle prefetture, nostalgici dello Stato rappresentato da quelle amministrazioni che per un secolo e mezzo ci hanno consentito una convivenza alla fin dei conti decente, riuscendo, bene o male, a disciplinare il nostro anarchico frazionismo, il nostro scarso rispetto delle leggi. La nuova Italia conservatrice, prosegue Ernesto Galli della Loggia, lo è perché la nostalgia alla fine è sempre desiderio di conservare. Ad esempio, conservare una scuola capace di tenere a bada le famiglie, mantenere la disciplina, con insegnanti bravi, consci del proprio ruolo, capaci di farsi ubbidire, con regole non destinate a mutare ogni 3 anni, con programmi non pronubi alle novità, quali che siano, alla sperimentazione, all'inglese, alle lavagne elettroniche, al mondo del lavoro, additati come orizzonti supremi del programma educativo. Una scuola ideale che forse non è mai esistita, ma la cui immagine si rafforza ogni giorno di più. O ancora, conservare le nostre città, libere dalle movide, dai pub, dalle troppe pizzerie al taglio, dai troppi negozi alla moda che chiudono dopo un paio d'anni, non senza aver decretato la scomparsa nel frattempo di barbieri e fiorai, ciabattini e librerie. Conservare i paesi, i borghi grandi e piccoli dell'Italia antica, con gli uffici postali, le stazioni ferroviarie, i palazzi, le opere d'arte, quel paesaggio, quelle forme di vita che legano tanti di noi al passato, il passato vivo e vitale del paese. Ma c'è dell'altro e di più in questa piega conservatrice che sta prendendo una parte dell'opinione pubblica. C'è la convinzione, ad esempio, scrive ancora Galli della Loggia nell'editoriale del Corriere della Sera, che si debba tornare a onorare dimensioni antiche come le buone maniere o il senso comune, il rispetto per i ruoli e le gerarchie, per il merito. Si intravede una considerazione nuova per i valori della coesione collettiva, per esempio lo spirito nazionale, accompagnata da un'insofferenza crescente verso gli atteggiamenti di autoreferenzialità, di ribellismo, di edonismo vacuo. Si fa strada un certo distacco rispetto a forme di scientismo prometeico, di certezza laicista. È di destra tutto questo? È di destra volere norme non cervellotiche, controlli efficaci, interessi collettivi tutelati? Chiedere attenzione per quanto rappresenta la nostra identità umana e storica? Volere un'atmosfera culturale meno succuba alle mode dei tempi? È solo uno sterile rimpianto? Corrisponde alla richiesta di cose delle quali non compete occuparsi a chi governa? Questo è forse ciò che pensano coloro che vivono nell'acquario della politichetta montecitoriesca. Sbagliando, si avvia a concludere Galli della Loggia,
perché dietro quanto fin qui detto si muovono due potenti convinzioni che recano con sé due significati politici clamorosi e sempre più evidenti. Prima di ogni altra cosa, che la Seconda Repubblica è stata un fallimento totale, con tutti i suoi D'Alema, Berlusconi, Bossi, Prodi e compagnia bella, con tutti i suoi partiti, con tutte le sue scelte politiche che volevano essere di rottura o diverse rispetto al passato e non hanno portato a nulla. E poi, soprattutto, che dalla Seconda Repubblica non si esce né a destra né a sinistra, per usare un lessico antico, si esce con una ridefinizione profonda di ciò che è di destra e di ciò che è di sinistra, dove in certi casi si può essere conservatori stando a sinistra, o temi di destra possono essere fatti propri dalla sinistra. E ciò di cui si è accorto, grazie all'età e al fiuto, Matteo Renzi. Ed è per questo che egli sta riportando una vittoria dopo l'altra, mentre i suoi avversari interni balbettano sul nulla e dalle altre parti si agitano solo fantasmi o inutili Masanielli, scrive Ernesto Galli della Loggia nell'articolo di fondo del Corriere della Sera, con cui lasciamo la prima pagina, andiamo in pubblicità e poi Zeus vedrà che succede. Davanti a voi uno dei luoghi più fashion della città. Qui tutto parla di stile, dagli spoiler e i paraurti sportivi, ai cerchi in lega da 18 bruniti, alla vernice nera lucida a contrasto di tetto e retrovisori. Un dettaglio molto contemporaneo. Scopri la nuova Volkswagen Tiguan Cityscape, la più esclusiva tra le Tiguan. Da oggi con navigatore touch, volante multifunzione in pelle traforata e sensori di parcheggio di serie. Gamma Tiguan, a partire da 20.900 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Volkswagen.it. Per ogni modo di vivere la città c'è una Adam. Opel Adam, la city car dell'anno in Germania. L'unica con infinite personalità e multimedia IntelliLink. Gamma Opel Adam, da 8.900 euro con rottamazione. Scoprila anche GPL Tech. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Le prime pagine del Corriere della Sera sono tutte dedicate alla questione della scuola, con la bozza in discussione riassunta a pagina 5, il ruolo del preside, i precari, i punti caldi della trattativa, l'assunzione dei docenti che hanno avuto l'idoneità nel 2012 e la moglie di Renzi che è in aula alle 7.50, la prima ad arrivare, l'ultima ad andare via da scuola. Ovviamente non ha scioperato ieri la moglie del Premier, che poi ha incontrato i genitori, ha detto è andata benissimo all'Istituto Superiore Ernesto Balducci di Pontasieve, dove la moglie di Renzi insegna lettere e latino, la signora Agnese Landini. Pagina 9 invece del Corriere della Sera c'è da segnalare il pezzo di Luigi Ferrarella sulla procura che indaga sull'offerta pubblica di acquisto e scambio su Rai Way da parte di EI Tower, cioè di Mediaset. Il 24 febbraio scorso la società controllata da Mediaset, che controlla le torri televisive, EI Towers, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio sulla totalità delle azioni di Rai Way, corrispondente società controllata dalla Rai. La Consob interviene e chiede chiarimenti. EI Towers inizialmente vincola il successo dell'offerta al raggiungimento del 66,67% del capitale di Rai Way, obiettivo contrario a quanto previsto dal decreto Presidente del Consiglio 2 settembre 2014, col quale il governo aveva previsto la vendita di un pacchetto delle azioni della società, predisponendo però che la Rai non dovesse scendere sotto il 51% del capitale. Questo è uno dei punti contestati dalla Procura di Milano, cioè il lancio di un'offerta che in pratica non aveva alcuna possibilità di riuscita, da qui l'ipotesi di aggiotaggio informativo. Ma se tutti sapevamo che la Rai aveva portato il tetto suo di partecipazione minima al 51%, mentre Mediaset offre di arrivare al 66% e non poteva farlo, cioè quelli che si occupano in borsa di ste robe lo sapevano o no? Dove sta l'aggiotaggio, cioè la manipolazione delle informazioni? Il prezzo offerto dall'OPAS originaria valorizzava il titolo della Rai a 4,5 euro, al di sopra del valore in borsa che era 3,7. Ieri il titolo ha chiuso a 4,3. Ma la questione del polo unico delle torri di trasmissione televisive rimane viva, con Telecom alla finestra, scrive il Corriere della Sera, il progetto Grandi Torri e le dichiarazioni dei top manager.
Pagina 11 invece c'è la questione delle pensioni congelate. Il congelamento va restituito nelle tasche dei pensionati. La restituzione della pensione congelata nel 2012-2013, ma poi anche 2014, ci sarà, ma non per tutti, scrive Mario Sensini sul Corriere della Sera. Il governo pensa a una norma che sia rispettosa della sentenza della consulta, ma che minimizzi i costi per la finanza pubblica. Al momento i tecnici governativi stanno facendo i conti per definire la dimensione del problema. La mancata rivalutazione delle pensioni superiori a 3 volte il minimo ha comportato un risparmio di circa 5 miliardi nel 2012-13, 3 miliardi per ciascun anno successivo. In Senato il ministro Padoan ha detto che non servirà a intervenire sui conti per recuperare le risorse necessarie. I conti al momento tengono. Le entrate fiscali del primo trimestre sono in linea con le attese. Cresce il recupero di evasione, non c'è manovra all'orizzonte, ha detto Padoan. Ma non tutti i pensionati colpiti dalla misura varata dal governo Monti verranno rimborsati. Una scrematura ci sarà, quasi certamente a danno delle pensioni di importo più elevato. Resta da stabilire come. Una linea che si sta affermando è quella di penalizzare le pensioni più alte maturate col sistema retributivo e non legate ai contributi versati. Vedremo. Mentre sempre dal Corriere della Sera Serra diventa commendatore, come abbiamo già detto, è stata presentata nel dicembre scorso al Quirinale la richiesta di nominare Davide Serra, finanziere vicino a Renzi, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica. La proposta è stata ratificata dall'allora presidente Napolitano. Lo stesso Serra lo ha annunciato in una email. Il finanziere vive in Gran Bretagna da anni ed è stato uno dei finanziatori di Renzi. Durante le primarie 2012 fu attaccato da Bersani che disse: chi ha base alle Cayman non può dare giudizi. Serra rispose con querela poi archiviata dal magistrato. Durante l'ultima Leopolda si espresse a favore di una limitazione degli scioperi nel settore pubblico, a cui seguirono polemiche, scrive il Corriere. Intanto Matteo Salvini con F-Ball per il referendum contro la legge Merlin riparte ufficialmente a Milano la campagna referendaria della Lega Nord per abrogare la legge Merlin e regolamentare la prostituzione. Il quesito è già stato depositato in Cassazione. Ieri a Milano il segretario Matteo Salvini si è recato nell'ufficio comunale di Via Rastrelli per sottoscrivere la richiesta del referendum. 2 testimonial d'eccezione: la transessuale F-Ball e Giuseppe Cruciani di Radio 24. La Lega ha lanciato il Gazebo Day per il 16-17 maggio in tutte le piazze. Mentre l'Unità, il quotidiano L'Unità, dopo il fallimento, vede il pignoramento dei beni dell'ex direttora Concita De Gregorio e di altri giornalisti, l'allarme di Grasso e Boldrini, presidenti di Senato e Camera. E a Veneziani, l'editore che ora ha la testata, è sciopero a oltranza presso i quotidiani di gossip di Veneziani, il nuovo editore dell'Unità. I giornalisti della ex Unità devono risarcire oltre $500,000 di euro. Le cause civili e le querele non sono finite. Sono cominciati invece i pignoramenti, a danno in primis di Concita De Gregorio, direttore dell'Unità dal 2008 al 2011. Le sono stati pignorati beni per circa $400,000 euro, come la stessa De Gregorio ha detto in un'intervista nella puntata di domenica di Report su Rai 3, anticipata da Corriere.it. Non c'è più un editore alle spalle e così il carico economico delle querele e delle cause civili grava direttamente sulle finanze dei giornalisti e dell'ex direttore, che per legge si accolla la responsabilità di ciò che scrivono i redattori. Si sta cercando di correre ai ripari. È stato Santo della Volpe, presidente della Federazione Nazionale della Stampa, il sindacato dei giornalisti, a parlare di un fondo di solidarietà a sostegno dei colleghi della ex Unità. Guido Veneziani, l'editore che ha comprato l'Unità, in un'intervista ha dichiarato che avrebbe usato i soldi del finanziamento pubblico destinati al giornale per pagare gli indennizi del passato. Ma i giornalisti del gruppo, che edita diversi periodici di gossip, proprio ieri hanno proclamato sciopero a oltranza perché il nuovo editore dell'Unità non ha dato la 13ª e non ha pagato gli ultimi 3 stipendi.
Ieri anche Francesco Bonifazzi, tesoriere del PD, ha annunciato l'intenzione di destinare i soldi rimasti del fondo per l'editoria per pagare i risarcimenti dei redattori della ex Unità. Tutto cominciò nell'agosto scorso, quando la società che stampava l'Unità, la NIE, di Soru e del PD, è costretta a portare in tribunale i libri. Sul giornale gravano debiti per oltre 30 milioni. Da allora l'Unità ha sospeso la presenza in edicola ed è cominciata la corsa a ostacoli per evitare il fallimento. Con oltre 30 milioni di debiti si poteva rilevare l'Unità con circa 10 milioni. Alla fine è stato Guido Veneziani, ad assicurarsi il quotidiano, in società minima con la fondazione EU che fa capo al PD. Mancano poche ore alla completa formalizzazione dell'accordo. Secondo il Fatto Quotidiano, però, il PD e Soru, che erano gli editori precedenti, si sono sfilati e quindi hanno pignorato i beni della signora De Gregorio Concita, la direttora dell'Unità dal 2008 al 2011. Rimanendo invece brevemente al Corriere della Sera, a pagina 17, a pagina degli esteri, c'è l'intervista di Fabio Cavalera a Martin Wolf, giornalista inglese, nato nel 1946 da famiglia di ebrei austriaci sfuggiti all'Olocausto e commentatore del Financial Times, editorialista del Financial Times. Il business non si fida più di Cameron, prevedo Miliband, cioè il partito laburista, a Downing Street, dice Wolf. Il sistema è frammentato, le alleanze sono dolorose. L'uomo del Labour, Miliband, lo conosco bene, dice l'anziano editorialista del Financial Times. Il suo è un programma piuttosto conservatore, altro che radicale. Vincerà Miliband, insomma, secondo la City. Vincerà il partito laburista, con gli scozzesi al seguito. Sempre per la pagina degli esteri poi c'è il racconto di Roberta Giaconi da Brisbane, in Australia, l'odissea dei giovani schiavi italiani, 11 ore a notte a raccogliere cipolle. Sono 15.000 i giovani italiani che si trovano attualmente in Australia con un visto di vacanza lavoro, rinnovabile dopo un anno. In totale gli stranieri con lo stesso visto sono 145.000. Subiscono ricatti, abusi e perfino violenze sessuali, ma tacciono per ottenere il visto, racconta il Corriere della Sera, la mette così. Infine, sempre dalle pagine del Corriere della Sera, il rapimento di Emanuela Orlandi verso l'archiviazione, ma la procura è divisa. A 32 anni dalla scomparsa, sentito Carminati, banda della Magliana. Emanuela Orlandi scompare nell'83, sedicenti rapitori promettono di liberarla in cambio dell'attentatore di Wojtyla. L'inchiesta, chiusa nel 97, ipotizza che la pista terroristica sia una copertura. I 6 indagati attuali sono legati alla banda della Magliana. Giancarlo Capaldo, procuratore aggiunto di Roma, che ha diretto la nuova indagine sul caso Orlandi, non ha ancora firmato la richiesta di archiviazione delle indagini, chiedendo la revoca del procedimento, ha spiegato la nota della procura, e non condividendo alcuni aspetti della richiesta. Intanto, mentre indagava sull'amministratore delegato Cattaneo nel 2009, il figlio Guido, il figlio del procuratore medesimo, Capaldo, il figlio Guido fu assunto a Terna, diretta proprio dall'amministratore delegato Cattaneo, grazie alla mediazione di un ex finanziere. Perciò il procuratore aggiunto di Roma, Giancarlo Capaldo, è sotto procedimento disciplinare per l'atto di incolpazione. Una trattazione di 4 anni, finita con l'archiviazione, non era giustificata. Il fatto risale appunto al 2009. Il figlio del magistrato Capaldo fu assunto a Terna, società guidata da Flavio Cattaneo, proprio mentre il padre magistrato indagava su Cattaneo, che assume il figlio del magistrato che indaga su di lui. Sempre poi dal Corriere della Sera chiudiamo con un'ultima segnalazione dalle pagine di cultura. Il caso è scoppiato a Berlino. Ombre politiche sul candidato alla guida dei Berliner, l'orchestra celeberrima nel mondo, favorito alla guida dell'orchestra, ma su di lui pesa la simpatia per il partito di destra anti-immigrati. 15 anni fa fu costretto a smentire battute antisemite su Barenboim. C'è un elefante parcheggiato a Berlino di fronte all'edificio di Hans Scharoun, che è la casa dei Berliner Philharmoniker.
L'11 maggio i 124 membri della migliore e più democratica orchestra sinfonica del mondo eleggeranno il direttore artistico, in sostituzione di Sir Simon Rattle, il maestro inglese che nel 2018 lascerà dopo 16 anni. Il metaforico pachiderma ha il volto teutonico, lo straordinario talento, l'eccelsa qualità musicale e la problematica visione politica di Christian Thielemann. 56 anni, berlinese di nascita, direttore della Staatskapelle di Dresda. Thielemann è considerato il più grande direttore d'orchestra tedesco dai tempi di von Karajan. E non è un segreto che sia proprio lui in pole position nella campagna interna all'orchestra berlinese. Sostenuto da un gruppo molto compatto, Thielemann è visto come il custode della tradizione che ha fatto la leggenda dei Berliner Philharmoniker, con un repertorio ancorato all'Ottocento tedesco. La maggioranza dell'orchestra obietta però che scegliere Thielemann equivarrebbe a cancellare 25 anni di rinnovamento e apertura della musica del Novecento. Ma il vero problema di Christian Thielemann non è tanto artistico quanto politico. È successo in febbraio. In alcuni editoriali che hanno fatto rumore in Germania, il direttore d'orchestra ha avuto parole di forte comprensione per Pegida, il movimento anti-islamico e anti-immigrati che ha la sua roccaforte a Dresda, dove ogni lunedì i simpatizzanti si ritrovano proprio di fronte alla Semperoper in cui lavorano Thielemann e la Staatskapelle. Non siamo più capaci di ascoltare. Pegida non è la malattia ma il sintomo, ha scritto il maestro, criticando la posizione di forte condanna del fenomeno assunta dalla cancelliera Merkel. L'Islam appartiene alla Germania? Si è chiesto Thielemann. Forse un giorno la cristianità apparterrà alla Turchia e l'ebraismo al mondo arabo, ma fino ad allora dobbiamo poter rispondere di no, senza passare per fascistoidi, populisti di destra o intolleranti. Così aveva scritto Thielemann e quindi adesso le ombre politiche sono su di lui. Potrà dirigere un simile soggetto Berliner Philharmoniker? Con ciò lasciamo il Corriere e torniamo brevemente alla Stampa di Torino, dove c'è una pagina intera, pagina 14, Rino Giacalone da Palermo racconta la storia di Rino Germanà, il poliziotto sfuggito a 3 killer di Cosa Nostra che adesso va in pensione. Ero lo sbirro di Paolo Borsellino, ora lascio senza medaglie. Nel 92 il Kalashnikov di Messina Denaro si inceppò nell'agguato contro questo poliziotto. Sto preparando un libro, dice Germanà. Nella mia vita ho imparato a conoscere le persone. Scriverò con ironia, come quando per anni cercammo un latitante morto. La mafia siciliana cercò di ucciderlo nel 92. Lui, Rino Germanà, catanese, 63 anni, era tornato a fare in quell'anno il dirigente del commissariato a Mazzara del Vallo, scrive Rino Giacalone. Il 14 settembre di 23 anni prima, sulla strada che costeggia la spiaggia di Tonnarella, fu inseguito e fatto segno di colpi di Kalashnikov da parte di un comando di super killer di Cosa Nostra, composto da Matteo Messina Denaro, Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano. Scene da Far West davanti a una folla di gente che stava al mare. Germanà che scende dall'auto e risponde al fuoco. Il comando, che senza mai abbandonare l'auto, guidata dall'attuale super latitante Messina Denaro, continuava a sparare attraverso i finestrini per poi andare via. Sembrava che stessero girando un film, disse uno dei testimoni. E come se fosse davvero una fiction, quella scena sul lungomare si chiuse con un mazzarese che apriva come rifugio per Germanà la porta di casa. Commissario, venga qui. Non appena la porta di quella casa si chiuse, sapete cosa abbiamo fatto? Ci siamo seduti e abbiamo pregato Padre Pio, racconta. Un giorno Germanà a una affollata assemblea studentesca. I killer, quel settembre del 92, per quanto ritenuti autorevoli esponenti della mafia, dovettero fuggire dimostrando per fortuna incapacità nell'attuare il compito loro affidato da Totò Riina, cioè eliminare Rino Germanà, il poliziotto. Quella magnifica penna dello scrittore siciliano Camilleri è destinata a non restare sola, anzi il maestro Camilleri s'appresta ad avere un simpatico concorrente, proprio Rino Germanà. Da domani il poliziotto, che diede molto fastidio ai mafiosi, lascerà il servizio, andrà in pensione. Di fatto si è già accomiatato da questore di Piacenza, l'ultimo incarico ricoperto. Ho imparato a conoscere gli uomini, dice Germanà, mi sono relazionato con tanta gente, ho cominciato a scrivere un libro, voglio raccontare una serie di fatti.
Racconterò di quando per anni abbiamo cercato uno che era defunto, un capo della mafia di Trapani, e poi via dicendo tutto il resto. Sulla pensione, diciamo, di Germanà, poliziotto che servì anche a Borsellino, che lavorò anche per Borsellino. Ma lasciamo la Stampa di Torino con un'ultima segnalazione dalla pagina 35, cronaca di città. San Salvario, movida con Uber. I gestori di Via Baretti stringono un accordo con Uber per trasportare i clienti. È la svolta di uno dei quartieri più frequentati nelle ore serali. I tassisti rispondono, i locali scelgano o noi o i driver di Uber, insieme mai. Crediamo che i taxi e Uber servano clientele diverse e possano coesistere, dice Davide Pinto, gestore di un paio di locali e rappresentante dell'associazione di Via Baretti. Abbiamo chiesto al comune di permettere tariffe più basse per le auto pubbliche. Dalla Stampa però adesso torniamo velocissimamente al Giornale. Lasciato il primo piano, sul Giornale c'è anche un articolo, pagina 2, sul Rolex, sulla casa Rolex. Un articolo pubblicato nel 2010, un viaggio nel laboratorio dove nasce il mito del Rolex, l'orologio dei sogni, il colosso Rolex tra tecnologia, organizzazione e passione. Era il 2010 quando per la prima volta un giornalista è potuto entrare in fabbrica. 1 milione è la produzione annuale di orologi Rolex, 5,7 miliardi il fatturato dell'azienda svizzera, fatto registrare nel 2012, 28 le filiali nel mondo. Sono gioielli unici, ogni prodotto costituito da 200 elementi oltre al bracciale. Il cuore dell'azienda ha una struttura di 11 piani nei dintorni di Ginevra. Questo alla luce della lettera dell'amministratore di Rolex Italia contro Alfano e Renzi, che hanno parlato dei teppistelli col Rolex a Milano. Mentre sempre dal Giornale va segnalato anche a pagina 10 l'articolo di Gianmaria De Francesco, tutti i trucchi e le scappatoie per non pagare i pensionati. Il governo sta studiando come risolvere la grana dei rimborsi dopo la sentenza anti-Fornero della Corte Costituzionale. Si va dall'ipotesi di rate all'esclusione degli assegni più alti. E sempre dal Giornale, pagina 12, il mussoliniano che imbarazza il PD, si tratta di Carlo Aveta, era della destra di Storace, ora è candidato in Campania con De Luca del PD. È sotto accusa per una frase anti-gay e lui querela Repubblica, che ieri l'ha riportata. L'ex consigliere campano della destra ora va a sinistra. Su questo però c'è un bel pezzo di Repubblica, vediamo se ci arriviamo. Intanto dal Giornale, troppi schiaffi dall'India e sui Marò si va all'arbitrato. È uno scandalo italiano, un caos senza fine, scrive Massimo Malpica. Il governo cede, la via diplomatica è fallita e ora si intraprende la strada internazionale con 2 anni di ritardo, salvo nuovi dietrofront. I tempi per la soluzione del caso dei Marò restano in ogni caso tutti da definire. La Corte Suprema indiana ha rinviato di nuovo le udienze al 7 luglio. Lasciamo il Giornale con la pagina dell'album, la pagina di cultura, dedicata a un libro che difende il jihad di classe, cioè gli arabi sono i poveri, è giusto che facciano il jihad nella Francia divisa. Mentre è stato assegnato il premio statunitense Penn a Charlie Hebdo, fa discutere un libro intitolato Chi è Charlie? Per l'autore, l'unità dopo la strage è un'impostura dei ricchi bianchi contro la minoranza dei poveri islamici. Ma soprattutto c'è un annuncio a pagina 25 del Giornale di ciò che andrà in onda domani sera su Rai 2, in prima serata. Segue una puntata speciale di Virus, il programma condotto dal vice direttore del Giornale Porro, con ospiti il filosofo Bernard-Henri Lévy e l'attore francese Vincent Cassel, l'ex marito di Monica Bellucci. In sostanza però la sostanza vera è la proiezione domani sera su Rai 2 in prima serata di un film che racconta la storia di un giovane ebreo trucidato da islamici nella banlieue di Parigi. Domani sera la pellicola che si intitola 24 giorni, la verità sull'affare di Ilan Halimi, una pellicola sul sequestro o uccisione di Halimi da parte di estremisti musulmani, mentre gli ebrei abbandonano la Francia, scrive Cinzia Romani, la Francia ritenuta paese antisemita, troppo garantista nei confronti dell'estremismo islamico. Sulla nostra scena piomba un film che dice la verità su un caso di sequestro e omicidio a sfondo anti-ebraico
a un passo da casa nostra, nella civilissima Parigi. Il film sarà proiettato domani sera, ma andrà in onda domani sera su Rai 2. Il regista del film si chiama Alexandre Arcadi. Mette in chiaro nel film la storia di Ilan Halimi, un giovane ebreo barbaramente assassinato in Francia, una vicenda sottaciuta come altre simili, che di recente hanno avuto come vittime designate cittadini francesi di origine ebrea, sequestrati, torturati e uccisi anche a scopo estorsivo, perché gli ebrei sono ricchi e si aiutano tra loro, come afferma nel film Youssouf Fofana, capo della Banda dei Barbari, un gruppo di integralisti islamici con base nella banlieue parigina e diramazioni in Costa d'Avorio. Nonostante la portata degli avvenimenti, tanto più tristi quanto si affastellano gli attentati dei terroristi islamici, nella terra di Francia non hanno voluto saperne di questo film, anche se la polizia giudiziaria per la prima volta ha aperto alla troupe del regista Arcadi il mitico 36 di Quai d'Orfèvre, e sebbene l'Eliseo abbia organizzato una proiezione alla presenza di Hollande, il film però in Francia è stato ostacolato. Né la TV di Stato, né Canal Plus, né i grandi media hanno voluto mettere sul tappeto questa questione, dice il regista. Si potrà vedere il film domani sera su Rai 2. Torniamo a questo punto assai velocemente a Repubblica. Abbiamo già detto a pagina 4 del dossier sulla riforma della scuola. A pagina 9 la svolta di Berlusconi, che vuole trasformare Forza Italia nell'equivalente italiano del Partito Repubblicano Americano, con un testimonial d'eccezione, Bush Junior. A giugno parte il progetto del Partito Repubblicano all'italiana, contatti, scrive Repubblica, con Lega e Fratelli d'Italia. Pagina 13 invece abbiamo quel guazzabuglio che si chiama Campania, e soprattutto PD in Campania, e soprattutto la squadra di Vincenzo De Luca, l'ex sindaco di Salerno, il quale, se verrà eletto, dovrà forse cavarsela dalle maglie della legge Severino, cioè è probabile che può essere, diciamo così, in Italia, ma è certezza non vedi nulla, ma comunque può essere che se vince le elezioni in Campania, essendo già da adesso incompatibile, incandidabile, debba poi affrontare i rigori della legge Severino, cioè può anche darsi che De Luca vinca e poi sia dichiarato ineleggibile, incandidabile. Oltre a questo ci sono in lista con lui fascisti, indagati, odore di camorra, ex berlusconiani, insomma tutti in lista con lo sceriffo De Luca. Le elezioni in Campania raccontate, bisogna dire come sempre bene, brillantemente, da Concita Sannino. Il candidato del centro-sinistra aveva detto: non accetto spezzoni del vecchio ceto politico, ma a suo sostegno ora ci sono numerosi impresentabili. Ne racconta alcuni di questi impresentabili Sannino. Per esempio, Alfonso Piscitelli, eletto col PDL, ora sta con De Luca. Proveniente da destra, Enrico Maria Natale, anche lui corre con De Luca. C'è la dama bionda, Rosa Criscuolo, era a cena con Scaiola prima dell'arresto, corre con De Luca. Annalisa Vessella Pisacane, consigliere uscente di centrodestra, candidata con De Luca. E poi l'indagato e già ai domiciliari, trovato con armi in casa, Malafronte, che corre con De Luca. In casa di un consigliere gli inquirenti hanno trovato appunto fucili e cartucce, finito ai domiciliari, ora è candidato con Vincenzo De Luca. L'imbarazzo dei renziani di fronte alla disinvoltura dell'ex sindaco di Salerno, dove c'è dentro di tutto. Intanto a Platì, per l'ennesima volta, nessuno vuole fare il sindaco. Nel comune calabrese non si vota neanche stavolta. Polemiche nel PD. Sciolto per 'ndrangheta, il comune è stato governato solo per 2 anni negli ultimi 10 anni. Il segretario del PD calabrese, Ernesto Magorno, si è detto disponibile a candidarsi a Platì, ma bisognerà attendere la tornata d'autunno, perché il giro di maggio è saltato. Sempre poi da Repubblica, pagina 15, in fuga dai debiti dell'Unità, pagano i giornalisti, il Partito Democratico e l'imprenditore Soru, già presidente della Sardegna, si tirano fuori perché, secondo Repubblica, il quattrino non gli piace tanto spenderlo per i giornalisti dell'Unità. Dopo il fallimento della società editrice, le cause giudiziarie ricadono sugli ex direttori e sui cronisti querelati in solido. La denuncia di Concita De Gregorio. Incredibile, non ci hanno neanche avvertito, dice l'ex direttora. La Federazione della Stampa chiede un intervento legislativo, cioè che paghi Pantalone.
A pagina 27 invece di Repubblica, le municipalizzate che rompono l'ultimo tabù, dall'Emilia a Milano, comuni sotto il 50%, cioè i comuni scendano sotto il 50% di quote nelle municipalizzate, vecchio discorso, apriamole al mercato, eccetera. Con ciò siamo arrivati alle 9:30, Zeus ha vegliato sulla rassegna stampa anche stavolta, speriamo che continui a guardare giù e intanto buona mattina a tutti. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini.